Purtroppo in Scozia è andata male perché hanno vinto i no, però il dato fondamentale è che in Scozia hanno votato. In Veneto sicuramente andrà in modo diverso perché purtroppo per gli scozzesi il governo inglese non è proprio malvagio, mentre noi siamo forti del fatto che peggio di Roma è impossibile. Direi che questo è stato sicuramente un evento importante, molti europarlamentari con i quali ci siamo confrontati che hanno confermato una volta di più come il percorso verso il diritto di decidere non possa essere ormai più negato a nessuno. L'evento principale di questa settimana è stato il referendum scozzese, ma altrettanto importante è stata l'approvazione da parte del Parlamento catalano della legge che conferma la volontà di votare per una Catalogna indipendente per il giorno 9 novembre. Questo è stato sicuramente la conferma una volta di più che non si può negare il diritto di decidere. Oggi abbiamo discusso anche sul fatto di correre o meno alle regionali e molti anche nostri ospiti hanno detto che è importante che i partiti indipendentisti siano rappresentati all'interno delle istituzioni per portare avanti ancora di più la battaglia referendaria che ci porti alla libertà. Il diritto di decidere è un diritto sancito dalle leggi internazionali, è un principio che vale per tutti i popoli, anche i veneti hanno il loro diritto di scegliere.